Siamo con mister Claudio Nava, allenatore della Casati Arcore nel post-gara di Trizzum Calcio Casati. Mister, ti chiedo come hai visto i tuoi ragazzi dopo la partita odierna, 3-1 per la Trizzum. Nonostante questo io ho visto comunque un Casati in partita, almeno fino al 2-0? Secondo me abbiamo fatto fino al 2-0 sicuramente una buona partita. Siamo stati ordinati, compatti, abbiamo anche provato a giocare quando avevamo il pallone, ci siamo anche riusciti. Abbiamo creato qualche situazione pericolosa, rischiato tendenzialmente non tantissimo fino al 2-0. Poi ci siamo allungati, abbiamo provato ad alzare le pressioni per andare a recuperare la partita, ci siamo allungati un po' troppo e negli spazi sapevamo che loro potevano farci male e lì abbiamo sofferto un po' di più. Infatti concordo con la tua analisi, posso anche dire che in effetti il gol l'avevate trovato, poi è stato annullato dal direttore di gara con Leonardo Gaddi su un calcio d'angolo, probabilmente ha visto un fallo in attacco il direttore di gara, non so se tu l'hai vista dalla panchina, cosa ne pensi? Per me non c'era, ma non parlo degli arbitri, meglio così. Ok, questo comprendiamo la tua analisi e invece ti chiedo, ormai questa è la quarta partita, le ultime 4 il Casati ha raccolto 0 punti, l'ultimo risultato utile è quello del 6 ottobre con il 2-0 con l'Arcellasco. Che momento sta attraversando il Casati? Il Casati sta attraversando un momento normale della sua stagione, penso. Normale poi è brutto da dire, ma siamo partiti per provare a salvarci, dopo le prime 3 dove non stavamo neanche in partita, adesso comunque siamo sempre in partita, ce la giochiamo. Stiamo sbagliando nei dettagli che poi dopo fanno la differenza, gli episodi come il primo gol di oggi, i gol sul palliativo di mercoledì ci stanno punendo forse oltremodo, non dico oggi, ci stanno punendo forse oltremodo, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare quella che è l'organizzazione di squadra e cercare di migliorare nei dettagli. Quindi l'obiettivo mi pare di capire che sia quello della salvezza, mister, e sicuramente siamo soltanto all'inizio stagione, siamo alla 9ª giornata, in realtà l'8ª, ma c'è stato l'anticipo della 17ª, quindi c'è tutto il tempo per recuperare, per fare punti. Sono convinto che questa squadra, che comunque è piena di giovani, farà il suo buon campionato. È in previsione qualche innesto nel mercato di dicembre? Non lo so, dovete chiedere alla società. Va bene, mister, ti ringraziamo, ti auguriamo una buona domenica e ci vediamo sui campi. Grazie. Ciao. Spero di vederti. Siamo con mister Pizzocchero, allenatore della Trizzum Calcio, al termine di Trizzum Casati Arcore 3-1. Mister, come hai visto i tuoi ragazzi oggi? 2 gol che sembravano aver chiuso la partita, poi un terzo che sembrava averla chiusa definitivamente, poi un brivido nel finale. Sì, direi partita comunque in controllo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo avuto anche pazienza a differenza di altre volte con la palla. È chiaro che il gol dopo pochi minuti di Palma ci ha indirizzato dove volevamo mandare la partita. Secondo tempo siamo andati con il piglio giusto, abbiamo raddoppiato, abbiamo fatto il terzo, potevamo farne altri, poi c'è stato questo brivido al finale, però eravamo sembra il 91esimo, però è una disattenzione come c'è spesso e dobbiamo migliorare questo. Forse anche figlia dell'infortunio di Bertaglio, come sta? È uscito durante il campo? No, mi aveva già chiesto che era un po' al limite, deve essere una leggera contrattura, niente di particolare, poi settimana vediamo. Meno male, anche perché bagnava il suo curriculum con 200 partite insomma all'attivo, quindi sembrava brutto chiudere con l'infortunio questa partita. Invece ti volevo chiedere, visto che i 2 autori dei primi 2 gol, compreso all'assist, sono Di Palma e Maua, 2 giocatori importanti, 2 classici 2005, ma la Trizzum ha chiuso anche con 2 2006 in campo, quindi futuro roseo, soprattutto per sua squadra, ma dimmi cosa ne pensi. Sì, vabbè, a parte il fatto che secondo me la Trizzum lavora da anni bene sul discorso del settore giovanile e sono contento soprattutto per Di Palma, perché è un ragazzo che si impegna quotidianamente in allenamento, aveva questo tabù del gol che per un attaccante pesa molto e il gol sicuramente lo ha aiutato, ha fatto un assist decisivo per il secondo gol ed è uscito stremato dai crampi, quindi un plauso a lui. Per quanto riguarda Maua, ha fatto la solita buona partita, ha fatto il gol, era diffidato, ha preso il giallo e ci mancherà poi per la prossima partita. Prossima partita che tra l'altro si iniziano a diventare le fasi calde del campionato. Oggi il Mapello e la Leona hanno entrambe pareggiato, deve ancora disputare il suo turno la Fucina, ma
la distanza dal vertice si è Sì, ridotta. mi hanno detto adesso i risultati, ma a me quello che preme è la prestazione dei ragazzi che sta migliorando di domenica in domenica. L'obiettivo della società è chiaro, i passi in avanti ci sono e dobbiamo ragionare domenica per domenica. Adesso abbiamo il Luciano Manara domenica, che sappiamo che andare là non è mai facile, viene da 2 vittorie consecutive, visto che ha vinto anche oggi, e dobbiamo prepararci bene in settimana e già da domani saremo al lavoro. Bene mister, grazie, vi auguriamo un buon proseguo di campionato e alla prossima. Grazie a te.